Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corteluccio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. Oggi abbiamo una puntata un po' diversa. Siamo stati invitati dall'Associazione Ecuadoriani in provincia di Belluno per condurre questo importante evento solidale, un concerto di beneficenza che ha la presenza di due cori internazionali, uno che viene dalla Spagna, dalla Catalogna, i Tetot Cor, e uno che viene dall'Africa, i Cherubini in provincia di Belluno, d'origine camerunensi. Siamo in una raccolta fondi per i bambini di un orfanatrofio in Guayaquil, Ecuador. Venite con noi per scoprire più di questa serata solidale tutta alla bellunese. Questa puntata è diversa quanto speciale. Siamo stati coinvolti in un'importante causa benefica. È stata una grande emozione per tutto il team di Ernestina dalla fine del mondo accompagnare l'Associazione Ecuadoriani in provincia di Belluno in una serata musicale dove la solidarietà, i migranti e la musica sono stati protagonisti. Loro hanno organizzato un concerto internazionale di beneficenza con lo scopo di raccogliere fondi per l'orfanatrofio di Guayaquil in Ecuador, gestito dal gruppo de Laicas Adoratrices. Questo gruppo di suore lavora per migliorare la vita di donne vulnerabili, cercando di offrire un futuro migliore ai loro figli, fornendogli beni di prima necessità e materiale scolastico. Attualmente, presso il centro di Guayaquil, sono ospitate 38 ragazze e 35 bambini orfani. Tutti hanno bisogno del nostro aiuto e sostegno. Il concerto ha avuto la partecipazione del coro africano I Cherubini di Belluno e, per la prima volta in assoluto a Belluno, il coro de Tot Cor dalla Spagna, più precisamente dalla bella Catalogna. Da Belluno, italiani, spagnoli, camerunensi, ecuadoriani, argentini e colombiani insieme siamo riusciti ad arrivare col cuore fino all'Ecuador, in Sud America. Grazie a questo evento e anche grazie alla volontà di tutti i presenti di dare una mano. Come tanti dei nostri immigranti bellunesi sparsi per il mondo con i valori della solidarietà, l'assistenza e la fratellanza, siamo riusciti tutti a dare un nostro contributo per i più bisognosi. Doppia gioia è stata però per me, già che ho avuto il piacere di condurre questo evento di beneficenza organizzato dall'Associazione Ecuadoriani in provincia di Belluno. Loro sono una realtà solidale, migrante, che nasce in provincia di Belluno nel 2016 per assistere i propri connazionali, sia a Belluno che in Ecuador. Questa associazione ha lo stesso scopo che avevano avuto tante delle nostre associazioni italiane nel mondo, che sono state punto di assistenza e riferimento per i migranti del proprio paese ovunque. La risposta del pubblico è stata stupenda. Sala piena, più di 300 persone che si sono riunite la sera del sabato 22 aprile per aiutarci ad aiutare. Quindi, cari amici ascoltatori del programma, spero ora di poter trasmettervi un po' della grande gioia vissuta insieme quella sera, anche in questa nostra puntata di oggi. Presso l'importante Sala Centro Congressi Giovanni XXIII in centro a Belluno abbiamo condiviso insieme un concerto internazionale di beneficenza con tante persone dall'Ecuador, dalla Spagna, Italia, Camerun, Argentina e Colombia. All'inizio, un meritato applauso è stato dedicato alla commissione direttiva dell'associazione, rappresentata dai collaboratori e soci fondatori Marta, Marlene, Irene, Marta, Nelly, Vittorio e Antonio e innanzitutto la sua presidente Laura Palacios. Loro hanno organizzato questo concerto e lavorato tanto per questa causa benefica, cercando di dare una mano ai loro connazionali ecuadoriani in una situazione vulnerabile in Guayaquil. Lavoro che è stato supportato da tutti i collaboratori dell'associazione, con il prezioso supporto di alcuni importanti sponsor e di rilevanti enti e autorità locali che hanno voluto accompagnarci in questo progetto. Pure la stampa locale ha detto presente. La serata è stata trascorsa in un'atmosfera magica di musica, amicizia e armonia, circondati dalle voci meravigliose dei cori e la simpatia di tutti i coristi, specialmente di entrambi i direttori. I cherubini sono stati condotti dal suo direttore tecnico e maestro del coro, il signor Emmanuel Avev Eyen, con l'assistenza di Sombe Sonia, la sua event manager. Il coro africano I Cherubini di Belluno è un'iniziativa che nasce spontaneamente poco prima dell'anno 2011 ed è stata ispirata dai giovani camerunensi residenti a Belluno
e desiderosi di lodare il Signore attraverso il canto religioso. Poi, direttamente dalla Catalogna, sono arrivati i The Tot Cor, con Sandra Gallego come direttrice e maestra del coro. Loro sono un coro inclusivo, solidale, che onora il nome che si sono dati, The Tot Cor, che in italiano vuol dire di tutto cuore. Loro vogliono arrivare al cor, ossia al cuore di tutte le persone. Il nome del coro gioca con il doppio significato della parola cor, che in catalano significa sia coro che cuore. Il loro obiettivo è dimostrare che tutti possono cantare, che non ci sono barriere. Questi coristi spagnoli lo dimostrano ad ogni presentazione. Dopo 18 incredibili ed emozionanti canzoni che questi cori straordinari ci hanno regalato, abbiamo ascoltato anche 2 bis indimenticabili, Noi tutti, presso il Centro Congressi Giovanni XXIII. Alcuni dei titoli che hanno fatto parte del repertorio sono stati Masina, Meraviglioso sei, Simba da parte del coro I Cherubini. Poi i The Tot Cor hanno interpretato il classico Happy Day, Hey Jude, Con te partirò, Oh When the Saints and Somebody to Love. Un momento toccante è stato a metà programma, quando entrambi i cori hanno interpretato insieme sul palcoscenico Ayagena, che è una canzone tradizionale Zulu che significa che c'è forza nelle unità e che quando siamo insieme non abbiamo paura dei nostri nemici. L'applauso, cari amici ascoltatori, è stato strepitoso. C'è stato anche un momento dove l'arte pittorica ecuadoriana si è fatta presente. A metà programma, i collaboratori dell'associazione hanno voluto ringraziare il numeroso pubblico presente offrendo una rifa, che in italiano sarebbe una lotteria. Con il biglietto d'ingresso, il quale era stato d'offerta libera, 2 fortunati si sono portati a casa 2 dipinti che evocano l'opera del famoso pittore Osvaldo Guayasamín, nato in Ecuador nel 1919. Questo artista ha dedicato la sua vita a denunciare l'emarginazione delle popolazioni indigene d'America. Verso la fine del concerto, le autorità dell'associazione hanno ringraziato la presenza di questi cori con 2 targhe commemorative. La serata è finita nei migliori dei modi possibili, ballando e cantando tutti insieme un bis da brividi con entrambi i cori e tutto il pubblico presente. La fratellanza e il buon divertimento non sono finiti lì. Domenica abbiamo avuto il piacere di accompagnare i nostri nuovi amici catalani del coro The Tot Cor a un posto molto speciale per il bellunese, Longarone. Giovanni Danielis ci ha accompagnato e fatto di ottima guida per il museo e chiesa del Vajont fino alla diga. I coristi hanno voluto onorare le vittime della tragedia cantando in chiesa in un'interpretazione da brividi. Dopo abbiamo fatto un giro per il centro storico di Belluno, dove hanno interpretato alcuni brani presso il Duomo di Belluno. E, come sorpresa, siamo stati invitati in una celebrazione davanti alla chiesa di San Rocco, dove hanno anche cantato davanti a Piazza dei Martiri. Un momento corale, internazionale e solidale. Ora, cari amici ascoltatori, vi faremo ascoltare alcune canzoni di questi cori che con le loro potenti voci, energia e simpatia ci hanno regalato un momento speciale. Spero riescano ad emozionarvi tanto come tutti noi. Happy
Cari amici, oggi la nostra puntata finisce qui. Spero vi sia piaciuta tanto come noi. Se volete rivedere le nostre puntate, non dimenticate di cercare le nostre puntate sulle reti sociali dell'Associazione Bellunesi nel Mondo con il mio nome, Ernestina Dalla Corteluccio, o anche sulle mie reti sociali personali e il mio canale YouTube, Migranti TV. Vi aspetto prossima settimana e, come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio Dalla Corteluccio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.